In testa ci sono sempre loro, saldamente. A guidare la classifica il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che è primo nella classifica governance del Sole 24 Ore tra i presidenti di regione più amati dagli italiani. Al secondo posto Luca Zaia, governatore del Veneto, mentre tra i sindaci il primo nome che si incontra scorrendo la lunga lista, guidata per la prima volta da un esponente di Fratelli d'Italia, Marco Fioravanti, primo cittadino di Ascoli Piceno, è quello del sindaco di Treviso, Mario Conte, che rimane tra i sindaci più amati anche se il suo consenso risulta in calo del 4,8%. Rimane comunque gradito al 60% della popolazione, conquistando la posizione numero 7. Bene Valeria Cittadin, sindaco di Rovigo, che dal giorno della recente elezione è ancora in salita dello 0,9%, attestandosi sul 59% dei consensi che le vale il nono posto, un po' più sotto al 26esimo stabile il sindaco di Udine Alberto De Toni, al 32esimo scende il gradimento del sindaco di Padova Sergio Giordani in calo del 2,4%, guadagna invece il 2,8% dei consensi Rodolfo Ziberna, sindaco di Gorizia, al 34esimo posto. Sale anche il consenso del sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, 52esimo, che guadagna un ulteriore 3,5%, conquistando la medaglia del sindaco che incrementa maggiormente in Veneto il gradimento dei cittadini, seguito 10 posizioni più sotto con un più 2,3% da Oscar De Pellegrin, sindaco di Belluno, in lieve discesa. Al 57esimo perde 1,3 punti il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, brusca frenata per il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che probabilmente paga le inchieste che lo riguardano, perde il 4,1% fermandosi al 63esimo posto. Chiude la classifica in forte discesa il sindaco di Verona Damiano Tommasi, che lascia per strada 6,4 punti attestandosi tra gli ultimi della classifica del Sole 24 Ore.